gli piace. Tra l'altro queste opere rimanevano mesi e mesi sul cavalletto e quindi in base, in rapporto a questo suo il periodo è importante di quelle che oggi chiameremo depressioni, no? Era un individuo represso perché si chiusa a ritmo, non nasceva, o se usciva viveva con il suo cagnolino, andava a ritoccare, andava ad aggiungere delle cose continuamente e costantemente, ecco perché decine di quadri rimanevano sul cavalletto. Qualcuno guardando queste opere un po' più piccole ha parlato di Morandi, però è una stessa direttiva. Balla, Burri, Morandi sono tutti conviviali di uno stesso cenacolo che hanno ricevuto. Vi stavo dicendo prima a proposito del futurismo, il futurismo è una di quelle uniche correnti artistiche in cui un certo numero di persone, di adepti, hanno fatto un manifesto, mentre invece parliamo del barocco ed è una etichettazione di tipo artistico. Considerate che personaggi, pietre miliari nella storia dell'arte italiana all'università come Argan non gli dedicano che più di 2 righe, un paragrafetto tra 2 righe. Significa che quanto gli stava bene politicamente e esteticamente il soggetto veniva catalogato, e anche questo è un aspetto commerciale, non solo la compravendita dei quadri. Importante questo fatto, perché quando Carlo Argan mette fuori dalla storia dell'arte un Silone significa che noi ce lo scordiamo per 30 anni, ecco la rivalutazione. Il Bologna e le altre menti dell'arte non ne parlano perché si dedicano ad altri aspetti.